Ciao ragazzi, oggi siamo al mare, siamo venuti sull'Adriatico e precisamente alle foci dell'Adige e andiamo alla scoperta della torre panoramica sulla foce dell'Adige. Seguitemi! Per arrivarci dovete andare sulla statale Romea, dipende da che parte arrivate, o da Venezia o da Ravenna. Comunque prendete le indicazioni per Rosolina Mare, poi prima di Rosolina Mare avete un incrocio, prendete per le foci dell'Adige, arrivate in fondo e c'è un parcheggio totalmente gratuito. Prendete il sentiero, dopo il parcheggio venite in spiaggia, girate a sinistra e prendete questa strada qui. Dopo un 200 metri di cammino, quindi strada facile, veloce e anche piatta, quindi niente di particolare, arriverete alla torre sulla foce dell'Adige, che vediamo tra un attimo. A dopo! Ed eccola qui, cominciamo a intravederla lassù, la torre sulla foce dell'Adige. Siete pronti? Ci siamo? Guardatela, ce l'abbiamo qua davanti a noi, eccola! Ragazzi, cosa dite? Saliamo o no? Ma certo che saliamo, ci vediamo in cima!
E cosa dite? Ne valeva la pena di salire, di venire qua su, di visitare questo posto? Secondo me sì, il posto è bello, facilmente raggiungibile per chi ha voglia di farsi un giro, vedere un po' di panorama della Foce dell'Adige dall'alto. È un bellissimo posto da visitare. Ragazzi, con questo finisco il video, anche se corto, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, seguitemi, mettetemi like e faremo altri viaggi di questo tipo. Alla prossima!